a un nuovo vicino della van life. Ad ogni modo, ragazzo, prima che mi dimentico, per andare a visitare i Serai di Sottoguda, sì, madonna, mi sono ricordato il nome stavolta, di prima mattina tra l'altro. Ci sono tanti parcheggi gratuiti e c'è proprio scritto free parking Serai Sottoguda, ok? Quindi questo secondo me è il migliore, perché è quello un po' più spazioso, è proprio attaccato al, tra virgolette, molto tra virgolette, centro, è un antico borghetto, e sarai di Sottoguda ovviamente, e c'ha quella specie di rubinetto per le emergenze, insomma, se devi integrare un po' di acqua. Via subito, che sono appena andato vicino qua, perché di solito non ne frega niente della visuale. Sono tenuto a smart working, ma devo fermarmi a lavorare, non solo a visitare i Serai di Sottoguda, quindi la visuale anteriore è sempre questa, la posteriore sì, ho detto, per ruscello anche, ara qua col lavoro, ara, questa è la, è bellissimo. Aspetta, mi par quasi da fare sgrandazione della serie varami qua, varami là. No, forse, boh, non so, dico sempre, se non fa un modo per dire, boh, guarda cosa puoi fare, guarda cosa ti offre la vita, guarda le possibilità. No, non lo so, se devo soffermarmi un po' a ragionare su sta roba. Allora ragazzi, oggi mi porto via la Sony, così provo a farti qualche video carino con la musichetta. Più che altro in questa maniera su casa il microfono, che sia anche qui un bel popone grande. E anche il gatto morto tutto intorno, cioè non sei un gatto morto, è proprio il nome di quell'insieme di peli che serve a proteggere il microfono dal vento. You remember me when the west wind moves among the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. So she took her love for to gaze a while among the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Certo che la comodità di riprendere col telefonino ineguagliabile. Boom, tacco dai. And you can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. I never made promises lightly, and there have been some that I broke. Eravamo andati a mangiare Rodolfo, quando non si è voluto impitonare la cameriera, ti ricordi? No, quella simpatica di colore che veniva dalle Marche, no, quello è un altro posto vicino qua, ma non era quello. Walking fields of gold. Ti faccio un misto di parlato col telefonino e un misto di video musicali, altrimenti te annoi, perché te gal deficit la tensione, Dio caro. Anche a te, maledetta vittima del sistema. Ascolta qua, il parco tematico e la meditazione lo facciamo dopo se non siamo stanchi, altrimenti domani. Qua a sinistra ci sono i Serai di Sottoguda, il parcheggio appena sotto è di solo un'ora, il che significa che non dovrebbe volerci neanche tempo per visitare i Serai. Uccio che forse sia a pagamento, io non ho nero dietro e ho solo il bancomat. I never made promises lightly, and there have been some that I've broken, but I swear in the days still left we'll walk in fields of gold. We'll walk in fields of gold.
Memo, lo puoi fare anche col passeggino, quindi direi che è adatto a tutti, no? Many years have passed since. Ah, guarda, queste sono delle grotte risalenti alla prima guerra mondiale. Inizialmente venivano utilizzate per depositare le armi, dopo durante la seconda guerra mondiale leggevo che i residenti si nascondevano qui per difendersi dagli attacchi aerei. Fields of gold. You remember me when the west wind moves among the fields of barley. You can tell. Ora, leggevo che tradotto significa non me invento, che questa grossa roccia è stata tagliata sopra per consentire la costruzione del ponte. When we walked in fields of gold, when we walked in fields of gold. Ora, questa si chiama la cattedrale, è una cascata di ghiaccio dove la gente va a fare ice climbing perché deve arrampicarsi su ghiaccio che è brutto, e ovviamente d'estate no, d'estate acqua. Lame di gente, tieni conto che è anche domenica. Tutto bellissimo, solo una piccola contestazione, una cosa che ho letto anche nelle recensioni Google, non è mozzafiato, cioè non è che siamo sopra i 5.000 metri, si respira benissimo proprio, senza alcun tipo di problema. Dicevano i simpatici signori di Siena da dietro che loro ci venivano spesso qui e dopo la frana è cambiato tutto. Mi raccontavano che anni fa il sentiero era proprio nella riva proprio del ruscello, del torrente. Ora invece, come vedi, tutto è stato rialzato e pontificato, non in tal senso cattolico del termine, ma in tal senso che se passerelle i ponti più alti. Continuo a sentire odore di cane bagnato, eppure non ci sono cani, forse c'è qualche pianta che emana questo odore simile, un po' come a Tenerife, diciamo ganza, poi abbiamo scoperto, cioè sì, era verissimo della ganza, però abbiamo scoperto che c'erano anche delle piante che avevano un odore simile. Ecco, mi sa che è finito perché non hanno ancora completato il tutto esattamente. Il giro è comunque bellissimo, consigliatissimo, faccio un salto se sei di passaggio appena dopo Alleghe, diciamo, da Alleghe per andare a Canazzei. Passeggiata data a tutti. Ah sì, guarda qua, siccome ha finito il percorso, a gente che non sa come passare il tempo, si mette qua a fare torrette qui sassi, tipo mi in spiaggia con Giacomo che faccio e torri peruviane qua a sabbia. Eccolo qua, così era una volta, vedi? C'era anche il trenino per gli sfaticati, cioè la serie che andavi su col trenino e poi facevi la discesa a piedi. Io oggi la penso un po' come Russell, ossia invece di andare tanto a sbattersi a cercare la felicità, no? Questo parolone inflazionato, perché non ci concentriamo invece a liberarci di tutte le rotture di coglioni, tutte quelle cose che ci danno l'infelicità. Stai attento, poi non è detto, però stai attento che magari solo togliendo le rotture di coglioni, tac, tu la tua felicità l'hai già raggiunta senza andare alla ricerca poi di chissà cosa. Sai cosa ho notato ascoltando i discorsi della gente che passa? Che nessuno parla dell'acqua, della roccia, del fioretto, della cascata, dell'insetto, della lumaca, della ragnatela, no, si parla della suocera, si parla del lavoro, della macchina, di questo e di quello. Allora io mi chiedo, ma questa è una cosa che ho riscontrato anche con tantissimi miei amici, che senso ha fare sti posti, Dio caro? Cioè, ne niente il tapirulan, troviamo in palestra, secondo me. Me li sono proprio goduti.
perché quando fai le cose da solo, o perlomeno quando io faccio le cose da solo, perché ripeto, siamo tutti fatti la stessa pasta, però poi questa pasta assume altri ingredienti che cambiano la ricetta, no? Non è che vado più lento, che rallento, eccetera, semplicemente quando sono da solo non ho, oltre che pensieri, non ho obiettivi da raggiungere, non ho destinazioni e quindi vivo in una specie di presente però non fermo, che va avanti pianino, e quindi man mano che va un po' avanti chissà se si sente, e ti trova il fioretto da contemplare, l'insetto, la rugiada, hai capito? Inizia a apprezzare, a entrare in questo mondo contemplativo. È un po', non so, è un po' una strafattonaggine, ma è una sensazione molto molto bella. Occhio che sembra una critica, ma non è una critica, è solo una constatazione, perché se tu non inizi a constatare, ragazzo mio, cioè a accorgerti, a guardare cosa succede, come funzionano le cose, eccetera, non andrai mai avanti. E per andare avanti significa non migliorerai mai la tua esistenza, ma la tua esistenza a 360 gradi. Nel senso che non migliorerai certe cose del tuo comportamento, dei tuoi modi di fare, che ti fanno vivere meglio o peggio la vita, hai capito? Quindi sono importantissime queste cose, queste osservazioni, sono estremamente importanti. Vabbè sì, ricordati che è aperto il 14 giugno al 14 settembre. Aspetta. Ecco qua. Allora, ho scritto: scegli la strada in salita, ti porterà alla felicità. Di qua. No, Dio caro. Mi sono più felice se sto basso. Va bene, dai, vediamo se è vero, non mi rampegasse. No, dai, sbrissio. È bagnaticcio, piovigina. Ho le scarpe da basket che scivolano come non so cosa. Adesso sono felice io stesso, dai, quindi va bene stesso. E adesso pianca e non me coppo. Ho trovato una varietà di flora veramente assurda, incredibile in questi posti. Che significa che tanti fiorellini non li avevo neanche mai visti. Questi qua sì li conosco tutti. Ma è tipo bello, ti ricordi quello quando avevo fatto il video con la musichetta, quella forma di farfalla proprio? Pensavo che era uno scherzo della natura, invece no, proprio ce n'erano altri, avevano proprio la forma della farfalla, bellissimi. Guarda che bei fioretti, guarda che bei panetti. Una cosa non cambia, neanche qui come in tutto il resto d'Italia. Quando c'è scritto isola pedonale, cioè che è il traffico chiuso, praticamente la strada è riservata solo ai pedoni, trovi più macchine nell'isola pedonale che nella statale. La tappa è d'obbligo secondo me per tutti. Allora lasciamo stare i serai di sottoguda, vedi, anche se sei in moto tu puoi ciucciare il paesino, che di bello ha questi negozi di ferro battuto, di falegnameria, nel senso di statuine in legno, ok, accessori in legno, e 2 o 3 alimentari bellissimi tipici, ed ha dentro è il borgo del Sottoguda. 2 orette te la cavi se sei di fretta, ok, 2 orette vedi tutto. Che forte. Aspetta che voi veda anche l'artigian legno. Oh, che bello. Buongiorno. Entraci dentro i negozietti, fidati. Un saltino anche qua, la fusina del ferro battuto, o fusina, sa tutti. Wow, questo è il laboratorio, che figata. Di bellen, Ambiente weer. Ja, ook bijzonder hè? Ja, Ora il portabottiglia. E c'è anche quello col ciclista. Oh, è mezzogiorno, inizia a piovigginare, pertanto andiamo a mangiare in quel ristorante lì che dicono facciano degli ottimi spritz. Oh sì, che anche una bella vista sto ristorante, dai. Oh, 33 ampere di corrente gratis. Oh, aperitivo su indicarietà, mamma mia che sogno qua, mamma mia, bellissimo. Oh, bello. Vedi, ci sono dei posti nemici dei camperisti, tipo non so, Caorle, Valle di Cadore, la Sardegna, eccetera. Posti
amici dei camperisti, cioè che ci tengono, dove trovi le aree camper gratuite tipo Valvasone, Palmanova, via discorrendo. I posti, secondo me, i migliori, dove proprio non iniziano un cazzo i camperisti, questi sono i posti che adoro. Cioè ti parcheggia un camper, chi se ne frega, non ti guardano neanche, chi se ne frega. Questi sono i posti migliori, questi sono i posti migliori in assoluto, Fiori. Aspetta, amico, anche da scoprire altri posti per il camper. Allora, perché di qua ho visto un bel parcheggio, dovrebbe essere quello davanti a un parco giochi che è più isolato dalla strada, quindi meno rumori, e sempre una fontanella dell'acqua. Ho fatto un po' di amicizia con dei motociclisti local, sai, in montagna sono sempre tutti molto più socievoli. Poi avevano tipo, se con le moto da viaggio, i GS, io da tanto che ci penso, come seconda moto ovviamente la Ducati non si tocca, però io resto sempre più convinto che la seconda moto ideale per me, non so se voi la conoscete, è la Honda Rebel 1100, una sorta di Harley però silenziosissima, più moderna, con il cambio DCT che praticamente ha il cambio a frizione elettronica dell'Honda, motore dell'Africa Twin, quindi la moto in teoria affidabile da viaggi lunghi, e avendo lo scarico basso ti consente di tenere il bagagli, diciamo, sia a sinistra sia a destra e anche dietro, pur mantenendo la sella passeggera. L'ho provata 3 volte, la terza volta è venuta anche Alessia, però ho detto è scomodissima, cioè la Ducati 748 no, quella no, e la Rebel è scomodissima, quindi vabbè. Ah no, beh, aspetta, ma oddio, beh sì, ci si passa col camper qua, per carità, è vero, vabbè, basta andare piano, cioè è sterrato, non è nulla di che, sto pensando, non si tocca su rami o quant'altro, quindi forse posso entrare anche di qua, ossia dal parcheggio di Goriuda. Bah sì, macchina ovviamente te la fai senza il minimo problema, proprio senza il minimo pensiero. Col pulmino, non tanto col camper, col pulmino, che sono 3 cose diverse: macchina, camper e pulmino, fidati. Solo chi è salito nel pulmino capisce cosa sto dicendo. Bah sì, vabbè, si entra dall'altra parte che è asfaltato, dai, senza complicarsi la vita. Io parlo spesso di bike perché ti consente di coprire razzi veramente molto molto importanti in termini di chilometri, però insomma, voglio dire, anche con la voglia di fare, collegata ai piedi, puoi scoprirti tanti altri posticini dove metterti col camper o rubinetti, tutte quelle cosine là belle. Quello che da anni voglio dire ai camperisti in questo canale è di non fossilizzarsi ogni volta, perché veramente l'80% è così, ragazzi, veramente è una percentuale estremamente alta, l'80%. Tu mi dirai dove l'hai tirata fuori? Dal Messerveo? Il Messerveo crea percentuali, se una roba incredibile, Dio caro. E quindi il Messerveo ha creato questa percentuale dell'80% di camperisti che dove si fermano là dicono bah, senza andare avanti a esplorare cos'altro c'è. Eccoci qua, questo è il parcheggio che io avevo prepuntinato. Ovviamente nelle puntine non posso metterti i prepuntinamenti, se no sono capaci tutti di segnare posti a cazzo sulle mappe. Pertanto come funziona? Io segno questi posti, poi vengo di persona in moto, in bici o a piedi e verifico. Allora, dalla parte più lunga ti dico è fattibile, vai via piano, ma nulla di ripido pericoloso, proprio 0, solo qualche buchetta, ma ripeto, basta andare piano. Qua un camper di 7 metri ci sta, c'è il parco giochi, ara che bello, te i vecetti che ti guardano mentre ti te parli, e il rubinetto dell'acqua, adesso segno, e le tavole da picnic, una donna 3x4, non gettare rifiuti nella fontana. Adesso vediamo com'è la stradina per di qua, attenzione. Ora siamo ad agosto, è una bella giornata di sole, però ti garantisco che fa freschetto. Cosa significa? Che non c'è nessuna necessità di tenere il camper all'ombra, ma proprio nessuna. E pertanto se non tieni il camper all'ombra non ti caricano i pannelli. Quindi alla fine del gioco, questa è una salitina un po' più impegnativa da fare col camper, sì, con certi camper grandi. Alla fine del gioco è molto meglio di là, sei più vicino al centro. Vedi, però bisogna provare alla fine, provare, studiare. Non è che un per forza dice è bello perché sei isolato, no, a volte se sei isolato non c'hai un cazzo, c'hai la strada che ti può rovinare il mezzo. Vabbè, scegli tu, ovviamente ognuno ha le proprie esigenze, i propri gusti. Io preferisco
preferisco di gran lunga andare dove c'è un po' di civiltà. Hai visto? Arrivano i motociclisti, fai due chiacchiere, tacchi, fare amicizia, cioè è tutta un'altra roba che fare. L'orso, se io fare gli orsi, Dio caro, noi altri siamo esseri umani, perché sa da viva con tutte queste privazioni, perché ce lo insegnano i social? Ma no, dai. Poi ripeto, avendo fatto in passato una vita molto stressante come dipendente in ufficio, allora posso capire che c'è chi ha veramente bisogno di queste solitudini, di questi isolamenti, però è gente che, con tutto rispetto, come lo ero io, è presa veramente male. Caga meno i social e caga più te stesso, che la vita è corta, abbiamo pochissimo tempo, ragazzo. No, ti sconsiglio questa entrata. Tu entra, se proprio vuoi andare lì, dal parcheggio che trovi nelle puntine, quello più attaccato al centro di Goriuda, e in 200 metri ci arrivi. Questo è un po' più lungo, magari con certi camper poi uno dice: ma dove cazzo mi va a mandare il Singano? Dai, guarda che bei fioretti. Secondo me i vezzi si butta via qua, perché le piante Cristi, Madonna e Gerani. È che dopo molta disciplina, ossia dopo molti tentativi forzati, sto imparando ad apprezzare il camminare, perché sì, è bellissima la moto, è bellissima di bike, è bellissima la bici, è bellissimo tutto, però certe cose vanno fatte a piedi. Diciamo sia tutta per motivi dei cervicali, dei nervi, dei muscoli, eccetera eccetera, per descantarsi un attimo, per tenersi in forma è necessario andare a piedi, perché in moto e in bici hai posture che non è che aiutano più di tanto, hai capito? Arrete sto piccolo scorcio mentre dico non è che aiutano più di tanto. Guarda qua, il ritrovo degli alpini, vedete i 60, i canta e se c'ava 10 ombre. Ti segno anche questo parcheggio, ma non ha tanto senso, è meglio l'altro. Guarda che bello, guarda che bel trattore, stupendo, al labirinto, le tavole a picnic, bellissimo. Beh, questo me lo segno come posto per fare il picnic, perché su nelle mappe ho aggiunto anche picnic oltre alle piscine naturali. Ovviamente nelle puntine non è che segno ogni minchiata che vedo, segno le parti che meritano, quelle belle. Guarda, questi hanno anche i rubinetti funzionanti. Non te li segno come rubinetti perché ci sarebbe troppa strada per arrivare a un parcheggio dove hai il camper. Su Google Maps questo è parco di Reombro, lì c'è la signora che pompa l'acqua, la quale dopo va in quella specie di mulino e va nel che roba là. No, il posto è molto piacevole e direi, siccome ormai siete tutti vecchi, vi siete tutti procreati, riprodotti, è adatto, veramente adatto ai bambini, alle famiglie. Sì, decisamente sì, proprio un paesino a misura di famiglia, ottimo per il camper. Avete acqua un fiato dappertutto, parcheggi gratuiti un fiato dappertutto, alimentari, pizzerie, baretti, passeggiate, il fontanone de Goriuda, là cos'è un nome, quello che abbiamo appena fatto, i serai di Sottoguda. Quindi io a questo posto darei un bel 9, veramente un bel 9. Simpaticissima. Certo che guarda come che sono bravi qua a lavorare il ferro. E quanti fiori dappertutto, non ho mai visto così tanti fiori. Guarda, i classici alberghetti della mia infanzia che hanno segnato un po' anche i miei gusti, vedi? Legno, fioretti, tutto così, tutto stile casetta e montagna. Guarda che spettacoli oggi. Questa parte qui è contrassegnata come antico borgo di Palue. Non vedo cosa c'è di antico, ma va bene stesso. Bravo! Beh, sto tocco quasi antico, anche a questo, anche la scritta di me, no? E anche a questo, ecco, questo sì. Guarda che bello, coi cuoricini, ho scritto: donna dà lo scialle sulle spalle per lenire il peso della vita. Che cagata! Guarda, casetta con parnozze taccai, guarda i vezzi che si acconta, guarda che bello. Guarda, la vezza finta, guarda qua, qui cassetti taccai. Tanto te impari un fiato veneto, perché comunque... Oddio, no, siamo in Veneto o in Trentino? Provincia del Belluno, chiaro che te sei in Veneto. E quindi ti sto parlando nella lingua tipica per farti assaporare meglio il video. Era il Porseo finto. Sì, perché questo qua era il stavo dei Porsei.
Vedi, veniva costruito lo stalot, e qua si dice stalot, una piccola casetta di legno che ospitava il maiale con il suo trogolo, che è la mangiatoia. No, da noi invece si dice stavolo di Porzei. È bello. Progetto giardini didattici. Guarda qua. Ah, questa era una stalla, vedi? Nel dialetto nostro, a staia quelle vacche. Le vacche da noi non sono solo quelle che vedi su Instagram, ma sono proprio i bovini, le femmine dei bovini. Bello, bello, veramente molto bello. Ne valsa la pena la salita estrema di 5 metri. Guarda che c'è anche la mappa. C'è anche un noleggio di bike, guarda, consegna e ritiro anche a domicilio. Guarda là con questo, guarda, attento, una specie di bici monopattino elettrico. E basta, è finita la mia attività fisica. Neanche un bidone fuori a casa, no, neanche per strada proprio. Tu pensi che tutto questo sia un lusso? Ma appena arrivassi ai miei euro di tasse da pagare, questo è un lusso, porca troia. I see trees that are green, red roses too. I watch them